Il loro peso nel passivo di Veneto Banca equivale a 8,4 miliardi di euro e così come è accaduto per Banca Popolare di Vicenza si tratta spesso di grandi nomi dell'imprenditoria veneta e nazionale. Sono i cosiddetti grandi debitori dell'Istituto Trevigiano, una massa di crediti che per Veneto Banca erano difficili da riscuotere, probabilmente fin dal principio, e che a causa della gestione sotto accusa degli ex vertici si è trasformata in un micidiale boomerang al momento del crollo. Ci sono nomi importanti dell'abbigliamento come il gruppo Stefanel e Lotto Sport Italia, nomi legati all'imprenditoria immobiliare come il gruppo Bettega, facente capo all'ex stella della Juventus, o il gruppo Statuto, proprietario di alberghi di lusso come il Danieri di Venezia. E poi ancora il gruppo Attinia Diamante dell'ex proprietario del Treviso Calcio Ettore Setten, il settore alimentare con Ferrarini, vari fondi immobiliari nonché singoli professionisti. Esposizioni diverse per decine e decine di milioni di euro. La lista dei primi 100, depositata dai liquidatori in commissione parlamentare d'inchiesta e dichiarata riservata dalla bicamerale, è stata divulgata da alcuni quotidiani nazionali, tra cui La Stampa, facendo scattare un esposto del presidente della stessa commissione, Pier Ferdinando Casini, al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone per la fuga di notizie di un documento secretato. Ma al di là delle polemiche restano le cifre impietose della voragine, un peso complessivo di oltre 8 miliardi del passivo di Veneto Banca tra sofferenze e incagli. Una situazione difficile, come hanno rilevato i liquidatori in sede di audizione davanti alla Commissione, e come già faceva capire la gestione dell'ex presidente Massimo Lanza al momento di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti della ex amministrazione.